comune. Dove siamo oggi? Questa è una grande sorpresa per loro. Facciamo così, diamogli qualche indizio, Giorgia. Ok, il rumore della roggia. Tanti bei mulini e non a vento. Le sculture in pietra. Ah, e allora posso parlarvi anche delle filarmoniche. Ne ha ben 2 questo comune, molto ma molto importanti. Un parco commerciale di tutto rispetto, che tutti conoscono. E poi ci sono tantissimi locali dove si mangia divinamente. E in uno è famosissimo risotto. Anzi, risotti, Giorgia, non ridere. No, non così, non ti commuovere. No, non mi commuovo. Dobbiamo vedere tante cose prima di arrivare lì. E allora iniziamo a far conoscere questo comune ai nostri amici di TV12. Siamo a Reana del Roiale. Meno di 5.000 abitanti, ma un sacco di chilometri di frazioni. Dobbiamo vederle tutte. Andiamo. Andiamo. Ed ora siamo in Piazza della Chiesa a Vergnacco e tra poco conosceremo gli amici della Filarmonica di Vergnacco che ci aspettano in via Antica. Cos'è per te questa filarmonica? E mi racconti quando nasce? Questa filarmonica nasce nel 1930, ha una lunga storia, infatti ha più di 90 anni e nasce proprio per aggregare i giovani e persone un po' di ogni età. E il bello è che ha mantenuto in questi anni proprio questi valori e tuttora è, diciamo, come una grande famiglia con la voglia di fare sempre meglio e di crescere anche musicalmente. La filarmonica si suddivide anche in una fanfara di sezione, se non erro. Sì, abbiamo un doppio ruolo. Oltre a filarmonica, dal 72 rivestiamo anche il ruolo appunto di fanfara sezionale di Udine, dell'ANA di Udine. Che la regione, visto che quest'anno a Udine ci saranno gli alpini con questa fantastica dunata, siete pronti? Prontissimi, l'aspettiamo veramente, significa molto per noi, ci stiamo preparando e abbiamo proprio da poco fatto un concerto che ha aperto aspettando la dunata. Senti, mi parlavi di banda giovanile, il più piccolo quanti anni ha? E il più piccolo ha 9 anni e la nostra banda giovanile proprio per l'occasione della dunata è diventata anche fanfara giovanile alpina. Mentre il più grande che fa parte della filarmonica quanti anni ha e cosa suona? Il più grande ha 84 anni e suona il basso tuba. Lo salutiamo, eh? Sì, Luciano Sommer, veramente fortissimo. Andrea, da quanti anni fai parte di questa filarmonica e oltre che musicista sei anche insegnante? È più difficile insegnare o è più difficile insomma far musica? Allora diciamo che per me la musica non è difficile, cioè è bella, è una passione, quindi è bello tutto, è bello suonarla e soprattutto è bello insegnarla e trasmettere la propria passione ai più giovani. Tra questi giovani c'è anche Lorenzo, il percussionista. Tu di dove sei? Io sono di Reana, di Ribis precisamente, e sono qui da ormai 4 anni, 5 anni, non mi ricordo esattamente. Mi trovo molto bene in questa realtà. Dai, che ci siamo divertiti, speriamo di avervi fatto vedere un sacco di belle cose che nemmeno noi sapevamo di Reana del Roiale e siamo davvero stupiti. Quindi continuate a seguirci e mi raccomando, rimanete sempre solo con noi, non cambiate mai canale, eh? Ci vediamo mercoledì prossimo 21:15, sempre TV12. Ciao. Tag in comune. In the night, the stormy night, away she flies.